Almeno 300 proiezioni che coinvolgeranno più di 100.000 persone. Da aprile e per tutta l'estate nelle case di riposo del Veneto verrà proiettato per gli ospiti, per il personale sanitario, ma anche per amici e parenti degli anziani, il film Fango e Gloria, un racconto che è quasi un documentario sulla Prima Guerra Mondiale, realizzato in occasione del centenario anche attraverso la colorazione delle vecchie pellicole dell'Istituto Luce e dando voce ai militari nelle trincee, di cui è stato tradotto il labiale. Noi che siamo l'associazione maggiormente rappresentativa delle 360 strutture che operano nella nostra regione abbiamo colto questa iniziativa della regione pensando che era un dovere morale portare questo film all'interno delle nostre strutture e sarà un percorso guidato anche dai nostri animatori. Vorremmo aprire le strutture anche al territorio, condividere questo momento, vogliamo insomma riconoscere. Vogliamo dare un valore e riconoscere un segno di ringraziamento ai nostri ospiti perché gli eroi di quel tempo sono i loro genitori e i loro nonni. Spendiamo più di 30 milioni di euro per recuperare le nostre trincee, gli ossari, il ponte di Bassano, Batteria Amalfi, Pisani e Cavallino, la Cima Grappa e potrei continuare con tutti questi interventi importanti. Aveva bisogno anche di parlare con i veneti e allora siamo andati nelle scuole venete a parlare con i ragazzi, stiamo andando nei comuni veneti. Una iniziativa che attraversa tutto il Veneto, quindi la proiezione che ha già toccato centinaia di scuole e aspira a raggiungere 600 comuni. Ora diventa anche transgenerazionale. Dopo i giovani vengono coinvolti gli anziani che magari vedranno la pellicola insieme a figli e nipoti. I nostri nonni, i nostri anziani, quelli che hanno ricordi veri, perché ognuno di loro ha uno zio, un nonno, un papà che raccontava loro gli episodi della Grande Guerra, cioè loro se la ricordano perché se non l'hanno vissuta l'hanno avuto raccontata. Ricordare, condividere e promuovere anche la diffusione di ricordi sopiti nella memoria di molti anziani, per questo ogni proiezione sarà anche accompagnata da un percorso di avvicinamento. Tanto passare qualche ora con serenità nel ricordo e soprattutto ricordare ancora qualcosa del loro passato, di questa storia. Siamo contenti di questa iniziativa, abbiamo avuto un'ottima collaborazione con URIPA, con il sistema delle case di riposo del Veneto e sappiamo che sarà un evento che farà piacere ai nostri anziani.